Ok, vai. Lunedì 15 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle due prime pagine. Cominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Notizia in primo piano. Festa alpina con migliaia di bellunesi, affollatissima adunata nazionale a Udine. Alla sfilata i più numerosi sono i feltrini, centinaia dal capoluogo e dal Cadore. Adunata bagnata, adunata fortunata, gli alpini bellunesi ieri a Udine non l'avevano vista proprio così per gran parte della giornata, ma poi il maltempo ha graziato la loro sfilata. Infatti, quando dal fondo del viale delle tribune è spuntato il cartello con la scritta Cadore, la pioggia era già cessata da tempo e così dalle 17:55 in poi le tre sezioni di Casa Nostra hanno potuto sfilare in assoluta tranquillità davanti ad un pubblico che aveva riposto gli ombrelli, ma pur avendo sfilato senza pioggia, il totale delle penne nere bellunesi in cortea Udine non supera le 1200 unità, molto al di sotto delle ottimistiche previsioni di 3000. Erano 300 per il Cadore, 500 Feltre e 400 Belluno, come da dati ufficiali da parte dei tre presidenti. I bellunesi avevano al seguito anche uno striscione particolare con l'invito a rivedersi al raduno Triveneto di Belluno il 16, 17 e 18 giugno 2023. L'approfondimento di Bridda a pagina 2. E la foto di copertina è sempre dedicata alla donata degli alpini, la donata nazionale degli alpini che si è svolta a Udine nella giornata di ieri. Fra un mese appunto raduno Triveneto in città. In questo scatto vediamo dei rappresentanti della sezione di Belluno. Feltre, il vescovo, demolire le barriere, altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. A volte serve la libertà e il coraggio di rompere certe esitazioni dovute ad un falso rispetto umano. Si tratta di demolire barriere culturali e sociali che ci impediscono di guardare oltre e di superare ogni forma di chiusura identitaria. Si parla anche di politica bellunese, quorum raggiunto, 3 sindaci eletti, manca solo Pieve di Cadore. In 3 comuni l'avversario quorum è stato battuto e i sindaci sono praticamente quasi eletti. Già alle 19 di ieri, infatti, la soglia del 40% era stata superata nei comuni di Sospirolo, Canale d'Agordo e Cenceniga a Gordino. E sempre a proposito di Pieve di Cadore, manifesto strappato e contestazione contro Manusci, Dio ti vede, lei no. Attacco alla candidata sindaco di Pieve, Cindy Manusci, sabato prima del voto, manifesti strappati sulle bacheche di Thai e la scritta nell'urna Dio ti vede, la Manusci no. Si tratta forse dice la candidata, dell'unica contestazione manifesta in una campagna con sabotaggi sotto traccia e inviti a non andare a votare. L'approfondimento a pagina 6. Si parla anche di sport in questa prima pagina del Gazzettino di Belluno. Feltre, svanito il sogno di Serie A, poca esperienza. Lorenzo Garlet fuori in barella, per lui un trauma cranico. E ancora il personaggio, l'ostacolista veronese Sommacal fa meraviglie sulle piste della California. Ancora sport, la Juventina Mugnai conquista il titolo provinciale allievi in un risultato storico per i feltrini. Atletica in 250 di corsa per il Criterium Cadorino ieri ad Auronzo e ancora bimbi in bici, solo 100 al via, manca la cultura della bici. Partito dal Parco Città di Bologna, l'evento organizzato dalla FIAB, la richiesta all'amministrazione comunale strade più sicure. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano riguarda le elezioni comunali nel territorio bellunese. De Bon, Sopels e Murer possono già festeggiare. L'affluenza domenica alle urne blinda la validità del voto a Sospirolo, Cenciniga e Canale. Seggi aperti anche oggi fino alle 15. A Pieve bisogna ancora correre per centrare il quorum. Ed ecco i primi cittadini che lo avete sentito sono stati confermati. Si parla di Massimo Mure per Canale d'Agordo, Mario De Bon per Sospirolo e Mauro Soppelsa per Cencinighe. Tutti questi tre candidati appunto erano presenti con la loro unica lista.
La sentenza: Porsche distrutta contro un cervo, la regione pagherà i danni. Feltre: Bond rassicura il finanziamento per San Vittore, non va perso. E ancora Ottici: a confronto il mercato chiede prodotti made in Italy. Il mondo dell'ottica, che si riunisce oggi a Cison di Valmarina, chiede: il vero made in Italy funziona solo al marchio o al 100%? L'approfondimento di Vietina a pagina 16. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, notizia che riguarda la RAI: Fazio fuga dalla RAI. Vittima della svolta sovranista, il conduttore lascia la TV pubblica, non si può essere adatti a tutte le narrazioni, bufera sulla destra. Ecco alcune dichiarazioni: Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture, Fabio Fazio e Luciana Letizzetto lasciano la RAI per andare a Discovery. Belli ciao. Giuseppe Provenzano, deputato del Partito Democratico, l'addio a un danno per la TV pubblica, solo rancore e ottusità possono fare parlare così. Ma continuiamo con lo scontro politico, sempre in merito alla RAI. Giuseppe Conte, un'intervista: RAI da ripensare, servono gli stati generali, Meloni fa la guerra per nascondere i problemi. Sempre dalla politica, Meloni con gli alpini, qui c'è odore di patria, la leva, parliamone. La Presidente del Consiglio rilancia l'arruolamento volontario, l'alternativa al servizio civile, anche la Russa e Crosetto a Udine per la chiusura della 94esima adunata delle penne nere. Alcune dichiarazioni: Ignazio La Russia, Presidente del Senato, l'addestramento militare in 3 settimane non ci può essere, pensare a una mininaia di 40 giorni. Guido Crosetto, Ministro della Difesa, gli alpini POS sono la parte d'Italia di cui siamo fieri e che tutte le altre forze armate rappresentano. Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, si pensi a una piccola leva per avvicinare i giovani alla serietà, ai compiti e alla disciplina. Fatti di carattere internazionale, pagina 7, Zelensky, pressing per i jet. Il leader ucraino a Berlino incassa da Scholz la promessa di altri aiuti militari. Ora sosteneteci nella consegna dei caccia, poi cena a Parigi con Macron. Disastro sanità, la giungla dei gettonisti. I carabinieri dei NAS scoprono centinaia di medici pagati a ore con turni eccessivi e spesso privi delle qualifiche di legge. Ci sono dottori spediti a fare cesarei senza avere mai visto una sala parto. L'approfondimento a pagina 8. E a proposito di sanità veneta, i nodi in corsia: partorire senza dolore, un percorso a ostacoli, mancano anestesisti. La carenza incide sulla possibilità di ricorrere sempre all'anestesia spinale. Diamo uno sguardo per quanto riguarda la mappa in Veneto e in questo caso in provincia di Belluno. Le USL rappresentate sono la USL numero 1. La USL numero 1 che rappresenta i due poli, in questo caso Belluno e Feltre. Migranti, sindaci in allarme, il governo vuole i maxi hub. Notizia sempre che riguarda il Veneto: i prefetti veneti chiedono ai primi cittadini di rafforzare la rete di accoglienza di loro competenza. Scarpa del PD interroga Piantedosi, ministro dell'interno, va fatta chiarezza, sorgeranno tendopoli anche in Veneto. Questo è il quesito che si è posta la deputata trevigiana del Partito Democratico. Il decreto Curto si sta rivelando non efficace e scarica la gestione del fenomeno tutta sugli enti locali. E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 15, in primo piano le elezioni comunali. Murer, Sopelsa e De Bon subito a segno, corsa ancora aperta a Pieve di Cadore. A Sospirolo e Canale, quorum raggiunto già alle 19, a Cencenighe conferma tarda sera, oggi urne aperte dalle 7 alle 15. Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, ma a Sospirolo, Canale d'Agordo e Cencenighe d'Agordino la partita dell'elezione di sindaco e consiglio comunale è virtualmente chiusa, resta solo l'incognita delle preferenze. Lo scoglio del quorum, il 40% almeno dei votanti per validare una tornata elettorale senza sfidanti, è stato superato ieri. La corsa di Pieve di Cadore è invece ancora aperta, sarà decisa questa mattina all'ultimo tratto. E vediamo in questo scatto Massimo Murer, candidato sindaco del comune di Canale d'Agordo, Mauro Soppessa del comune di Cencenighe Agordino e Mario De Bon del comune di Sospirolo durante il loro voto. Lo avete sentito, tutti e tre sono stati riconfermati come primi cittadini di questi 3 comuni della provincia di Belluno. Siamo in attesa invece della candidata a sindaca del comune di Pieve di Cadore, Cindy Manusci, che vediamo qui con Domenico Chiesa. L'esito è legato all'affluenza di oggi. Pagina 16, l'occhielleria del futuro. Il mondo dell'ottica chiede Made in Italy, funziona solo il marchio al 100%. Il terminale della filiera si ritrova a Cisone di Valmarino. L'ottico optometrista non sia considerato figura a parte. Questo l'appello lanciato.
Lavoro Recruiting Day del settore, candidature online con 13 ditte. Recruiting Day per l'occhielleria, una nuova edizione dedicata al settore dell'occhielleria per Incontra Lavoro, il recruiting promosso dalla Regione del Veneto, lavoro organizzato dai centri per l'impiego degli ambiti di Belluno e Treviso. Pagina 17, fatti di cronaca giudiziaria, Porsche contro un cervo, la regione deve pagare lo schianto all'NTI, 50.000 euro di risarcimento, per il giudice il sentiero degli animali andava sbarrato. La tragedia, precipitato dal ponte, Domeggia in lutto per il suo consigliere. Domeggia in lutto per la scomparsa di Daniele Rossi, ingegnere informatico di 31 anni, consigliere comunale. La tragedia dal ponte Cadore, struttura viaria che Rossi ha raggiunto intorno alle 21 di sabato e dalla quale è precipitato, un salto mortale che non gli ha dato scampo, una volontà che anche agli effetti più stretti risulta difficile da spiegare. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Pieve di Cadore e del Soccorso Alpino della stazione del posto. Era molto conosciuto Daniele Rossi e questa scomparsa ha lasciato tutti attoniti. Da tempo viveva in una frazione di Pieve di Cadore insieme alla mamma. Suo papà invece era rimasto a Domegge, dove svolge un'attività professionale in campo sanitario. Belluno, si smontano i ponteggi, chiodi in via Sotto Castello e ancora i formaggi sono del Cadore, ma sul volantino c'è il Cervino. Sotto accusa la locandina dell'evento della Proloco di Valle di Cadore, la sindaca Offe smorza le polemiche, capita a tutti di sbagliare. La rubrica Vivere Lagordino vi aspetta a pagina 18, i monti rigenerano ma vorrei far parte di una comunità più coesa e attiva. Patrizia Rezzonico, milanese, ha inseguito a lungo il sogno di trasferirsi, non riesco a parlare in dialetto ma è la lingua che uso per pensare. L'intervista vi aspetta a pagina 18. E adesso anche il Corriere delle Alpi come il Gazzettino dedica spazio alla donata nazionale degli alpini che si è svolta nella giornata di ieri a Udine, tante le fotografie. A Udine sfila l'orgoglio degli alpini, le sezioni bellunesi, un lungo tricolore, decine di sindaci alla manifestazione, gli striscioni inneggiano alla famiglia. Il senatore De Carlo, le penne nere sono solidarietà, e vediamo appunto alcuni dei sindaci della provincia di Belluno che hanno partecipato alla sfilata di ieri. Concerto per le vittime del Vajont, la fanfara della Cadore commuove, attestati di merito consegnati ai due vice De Poloni e Nicolin hanno contribuito con dedizione alle operazioni di soccorso. Pagina 20, salute, corsa alla pensione, in 10 anni lascerà la metà dei dentisti. Il presidente dell'Andi rassicura ci sono tanti giovani, il ricambio generazionale negli ambulatori è assicurato. E continuiamo con le notizie che riguardano Feltre e il Feltrino, pagina 21, San Vittore, il 1 milione per il santuario non si perderà, vertice dopo la messa per rassicurare. Dario Bondi incontra giunta e vescovo sullo stanziamento dei fondi di confine, Andrea Bona, il comune gestirà le pratiche. Pagina 22, sempre da Feltre, sport in piazza diventa eco, ai bimbi un frisbee in bambù. Il comune sceglie un gadget a basso impatto ambientale per la manifestazione. L'assessore Zatta, così si riscopre un gioco con cui divertirsi all'aria aperta. Sempre dal Feltrino, Santa Giustina, aspiranti videomaker a lezione con il cellulare. Feltre, soccorritori mobilitati a Celarda per un'anziana e ancora manifestazioni, mostra dell'artigianato, contributo assicurato per le prossime edizioni. Notizie anche da Arsi, reddito di cittadinanza, progetti con i sodalizi. E siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società, la mostra Noli me tangere, le sorti del corpo tra mutazioni, demoni e illuminazioni. 14 artisti si interrogano sull'enigma della tangibilità, le loro opere sono esposte a Villa Grimani, Val Marana. E adesso lo sport bellunese, incominciamo con il rugby, la partitissima di Serie B. Il Feltre ci mette tanto cuore, ma la Serie A è del Villorba. Il 15° Granata battuto per 19-5 da una squadra che si dimostra più forte e organizzata, soprattutto in fase difensiva. La meta firmata Rec è solo un'illusione perché Crosato non sbaglia un calcio. L'incontro è rimasto fermo 25 minuti per un incidente a Lorenzo Garlet, come si può vedere da questo scatto. Coppa ringrazia i suoi ragazzi, hanno dato davvero tutto. L'allenatore feltrino riconosce la superiorità dei trevigiani e sottolinea la grinta della squadra. Il Villorba gioca come una formazione di Serie A e a noi è mancato qualcosa tatticamente. Continuiamo con altre notizie che riguardano lo sport. Calcio, terza di categoria, sarà Comelico Val Zoldana alla finale playoff. Questi risultati: 4-0 tra Comelico Limana Cavarzano, 1-1 tra Plavis 2021 e Val Zoldana.
Calcio Under 17 provinciali, 2 gol al Limana a Cavarzano, Juventina Mugnai campione, 0-2 il risultato finale appunto tra queste due squadre, parliamo del Limana Cavarzano e la Juventina Mugnai. Calcio femminile ai playoff, disattenzioni e imprecisione, finisce il sogno della Dolomiti, 2-1 il risultato finale tra le Torri e Dolomiti Bellunesi. Calcio ai tornei del CSI, Farrentina va in A1, Sovramonte fa pari ed è beffato. Questi i risultati del girone A1, 2-1 tra Arsie Vignui Soccer, 3-2 tra Chies Bar Quadrifoglio, 1-1 tra Le Ville e Sedico, 3-0 tra Sottocastello Virtus Nemeggio. Calcio a 5, Serie B, semifinali playoff, Canottieri, la mission ora è tenere elevata la concentrazione. Bocce, Serie B, Belluno, tempo di fare le feste, messa sotto la Gradese, la salvezza è cosa fatta. Mountain bike, 3 campioni veneti sui sentieri trevigiani, maglia rossa a Miola, Savi e Scagliarini, tris di titoli bellunesi al Mionetto Trophy di Valdobbiadene, numerosi anche i podi centrati nelle diverse categorie. Mountain bike e cross country, Coppa del Mondo, Speccia, Marchette e Tabacchi, in Repubblica Ceca debutto in tono decisamente minore. Basket prima divisione, la finale playoff, sfuma il sogno promozione Alfiere rovescia il Rea Fonzaso, 44-49 il risultato finale tra Fonzaso e Alfiere BK Lab. Atletica leggera, Arnoldo in Essenzia, argento ai regionali assoluti di società, sempre dall'atletica, Sommacal firma record e si qualifica agli europei Under 23. Biathlon di corsa in bici sul Nevegale, in 120 sfidano freddo e pioggia, il Duallica, Agüerri e Rossi. Ancora sport bellunese a pagina 35, il Criterium Cadorino CSI, Atletica Cortina per la terza volta davanti a tutti, la tappa oronzana terza della serie ha visto al via 250 atleti a livello individuale, primi Zandonella e la Festini Purlan. Giro d'Italia 2023, Covid, Evenepoel lascia in rosa, Remco vince la crono per la 900esimi su Thomas, poi in tarda serata l'annuncio che stravolge la corsa rosa. Calcio di Serie A, la Juventus supera la Cremonese, ma Allegri perde di nuovo Pogda. E concludiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con parziali schiarite più probabili al mattino in montagna e nel corso del pomeriggio sulla pianura meridionale. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.